tenersela, è costosissimo riavere indietro, per esempio parlo della casa di riposo che l'anno scorso sapevamo avesse appunto delle difficoltà per ottenere dei lavori di ristrutturazione che la Camera del Patrimonio non eseguiva con la dovuta celerità. Abbiamo scoperto che tornare indietro alla casa di riposo al comune è oneroso, costa soldi. Per cui queste operazioni, a forza di rattoppare, a forza di trovare scamotaggio per venire fuori, hanno complicato la vita a tutti quanti in maniera incredibile. Noi siamo contrari proprio alla tavola del patrimonio e il bilancio ovviamente va da sé che siamo contrari. Grazie. Grazie per il compromesso. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola alla signora Presidente. Allora, la Camera del Patrimonio ha un utile costante nel tempo. Come le dissi, il capogruppo condiviso in commissione offre una garanzia occupazionale a 30 famiglie che, se oggi dovessimo sciogliere la società patrimoniale del Comune di Caole, sarebbero sulla strada per la mancanza del lavoro. Non credo che nemmeno lei voglia questo, perché in un particolare momento così pesante lasciare a casa scelte di natura politica, forse di impostazione della gestione della cosa pubblica, sarebbe veramente un'eresia. Ha detto che la Camera del Patrimonio ha gli stessi vincoli che il Comune di Caole, non è vero. La Camera del Patrimonio può comprare mutui che il Comune di Caole non può fare. La Camera del Patrimonio può assumere personale che il Comune di Caole non può fare, avendo il blocco delle assunzioni. La Camera del Patrimonio può fare un straordinario che il Comune di Caole difficilmente può fare con i vincoli di finanza pubblica che ci sono, cosa non da poco. Contraendo mutui, la Camera del Patrimonio può riqualificare il territorio, ovviamente per quanto concerne il proprio patrimonio, cioè il del comune, e può fare anche investimenti che il Comune di Caole, a causa o della mancanza di copertura finanziaria o essendoci la copertura dei vincoli di finanza pubblica derivanti dalla propria stabilità, non può fare. Credo siano ragioni sufficienti per far sì che la Camera del Patrimonio rimanga in vita. Per quanto riguarda l'osservazione relativa al fatto che tutte le entrate della Camera del Patrimonio derivano dal Comune, non è vero, derivano da beni che il Comune ha ceduto alla Camera del Patrimonio, del resto Camera del Patrimonio uguale società patrimoniale. In particolare momento storico, per la gestione del patrimonio e per la gestione dei servizi strumentali era obbligatorio per l'ente territoriale costituire la società patrimoniale. Oggi ci troviamo naturalmente in questa eredità, però se mi è concesso il termine più forte, ho udito una bestemmia quando lei viene a dire che la patrimoniale deve fare la società di servizi. E l'unica cosa che vanno a fare, nel senso che la patrimoniale gestisce il patrimonio e si occupa dei servizi cosiddetti strumentali della gestione della cosa pubblica, quindi insomma credo siano ragioni più che sufficienti per sostenere che è una società che comunque non è mai operato in perdita, non c'è mai stato bisogno per l'ente comunale di intervenire per ripianare la perdita, anche perché, come sappiamo tutti, nel momento in cui il comune dovesse intervenire per ripianare la perdita della Camera del Patrimonio, la si dovrebbe mettere in condizione di sciogliere. Il problema dei derivati è un problema un po' più tecnico. Io devo dare lettura perché è un problema che in realtà è anche infondato come osservazione che ci viene fatta, perché io capisco i derivati puri come in alcuni casi sono stati fatti da alcune amministrazioni territoriali, ma i derivati della Camera del Patrimonio sono derivati, sul termine corretto non me lo ricordo, sapete, perché non sono competenti su queste cose, però è un derivato un po' bilanciato, controllato. Io vi do lettura del passo della nota integrativa perché è importante per capirlo. Qui si dice che i primi mutui stipulati dalla Camera del Patrimonio sono stati tutti contratti a un tasso fisso di interesse. Gli ultimi mutui sottoscritti per finanziare i lavori sull'ex Mafile, sul parcheggio multipiano, sul distributore di carburante e sulla casa di riposo sotto tasso variabile. Il mutuo Ballet, credo si pronuncia, è l'unico per sua natura complesso, strutturato per fornire una protezione dal rischio di un incremento dei tassi di interesse. L'operazione consiste nell'emissione di mutuo a tasso variabile
che prevede il rimborso in unica soluzione alla scadenza e il pagamento periodico degli interessi, calcolati sull'importo nominale del mutuo per tutta la durata del finanziamento. Contestualmente alla stipula del mutuo si è provveduto a stipulare un contratto di amortizing swap che prevede che la società versi in un fondo disponibile esposto in bilancio per €411.000 nelle imposizioni finanziarie a scadenze periodiche fino alla scadenza del mutuo ballet, quote di capitale che permettono di avere a disposizione i fondi per estinguere il mutuo alla scadenza del contratto. L'architettura complessa e complessiva del finanziamento comprende infine un contratto di interest rate swap che prevede uno scambio di flussi sulla quota interessi che nell'esercizio ha prodotto un flusso negativo esposto tra gli oneri finanziari. Allora, quest'anno c'è stato un flusso negativo in questo, ma il flusso controllato. Quindi non c'è il pericolo di quelle operazioni che poi sono state anche stigmatizzate oppure alla Corte dei Conti sotto questo profilo, perché stiamo parlando di una cosa diversa. Grazie Sindaco. Procediamo con la votazione. Voti favorevoli? 12. Voti contrari? 4. Passiamo ai voti di immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 12. Voti contrari? 4. Passiamo ora al settimo punto all'ordine del giorno, approvazione dei rendiconti della gestione dell'esercizio 2012. Relazione al Sindaco. Premesso che l'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000 disciplina la formazione del rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Preliminarmente alla redazione dei documenti contabili va acquisito il conto del tesoriere dell'ente relativo all'esercizio 2012, che deve essere reso ai sensi degli effetti di cui l'articolo 226 del medesimo testo normativo. Tale conto è stato consegnato nei termini ed è stata verificata la concordanza dei suoi contenuti con le scritture contabili dell'ente. Il conto del bilancio è stato redatto sulla base delle risultanze conclusive dell'esercizio 2012 e della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'articolo 228, comma terzo del citato decreto legislativo, con determinazione numero 42 del 18 marzo 2013 del dirigente del settore finanze. La Giunta Comunale ha approvato la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'articolo 151,6 del decreto legislativo 267 del 2000, redatta nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 231 dello stesso decreto, con deliberazione numero 73 del 28 marzo 2013. Dato atto che gli atti citati nei punti precedenti, anche se non materialmente allegati, sono presenti agli atti d'ufficio e costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Visto lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal prospetto di conciliazione, dal conto economico e dal conto del patrimonio, tutti contenuti nell'allegato numero 1 al presente atto, vista la relazione sul rendiconto della gestione, prodotta dall'organo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 151,6 e 231 del decreto legislativo 267 del 2000, approvata con deliberazione numero 59 del 15 marzo 2012 allegato 2, vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'articolo 239,1 lettera D del decreto legislativo 267 del 2000, costituente l'allegato numero 3 al presente atto, ritenuto pertanto di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2012 nelle risultanze riportate negli allegati al presente atto come sopra specificati, visto l'articolo 197,1 del decreto legislativo 267 del 2000, per quanto riguarda la distinzione dell'avanzo delle amministrazioni in fondi vincolati o meno, dato permesso si delibera di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2012 in tutti i suoi contenuti, come l'allegato numero 1 al presente atto, dal quale emergono i seguenti quadri riassuntivo: A. Conto del bilancio, fondo iniziale di cassa totale 3.786.492,08, riscossioni, residui per 6.222.738,88, competenza 22.307.860,64, per un totale di 28.530.599,52, pagamenti residui per 6.728.883,85, competenza per 21.045.821,90,
per un totale di 27.774.705,75. Fondo di cassa al 31 dicembre 4.542.385,85. Residui attivi, residui 2.383.850,53, di cui competenza 5.081.955,75, per un totale di 7.465.814,28. Per residui passivi, residui per 3.350.21,12, di cui competenza 6.820.202,82, per un totale di 10.170.423,94, con un avanzo di amministrazione dell'anno 2012 di 1.837.776,19. Quadro di conto economico. Risultato economico d'esercizio 4.691.921,26. Quadro C, conto del patrimonio. Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente 35.491.240,92. Aumento verificatosi nell'esercizio 2012 4.691.921,26, per un patrimonio netto al 31 dicembre del 2012 di 40.183.162,18. Di dare atto che l'avanzo di amministrazione è destinata nel modo seguente: fondi non vincolati 1.095.395,77, fondi vincolati a spese in conto capitale 569.531,90, altri fondi vincolati 172.798,52, per un avanzo di amministrazione totale 1.837.776,19. Di dare atto che costituiscono altresì allegati alla presente deliberazione la relazione della Giunta Comunale al rendiconto della gestione approvata con deliberazione numero 73 del 28 marzo 2013, allegato numero 2, la relazione del Collegio di Revisione dei Conti, allegato numero 3, i prospetti relativi alla gestione del SIOME, codici gestionali degli incassi e dei pagamenti, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2012, di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui l'articolo 31 e seguenti del vigente regolamento per la contabilità, con particolare riferimento al termine di deposito preventivo degli atti a disposizione dei consiglieri comunali. Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi, capogruppo Borin, prego. Grazie Presidente. Un po' come di modo già di osservare serie di approvazione del bilancio preventivo, anche questo passaggio secondo me consentirebbe al Sindaco di trarre delle conseguenze, vale a dire il bilancio purtroppo è quello che è e c'è da dire anche che nell'ambito della gestione di quest'anno non si è visto un grande slancio, visto che siamo a consuntivo rispetto a grandi, diciamo, ipotesi o desideri che erano magari anche stati oggetto del programma elettorale. Certo, le ristrettezze in cui si trovano gli enti locali devono necessariamente lasciare anche lo spazio a delle riflessioni. Le riflessioni sulle quali mi permetto di invitare nuovamente il Sindaco, sia pure in modo provocatorio, ma al fondo vi è anche un elemento di grande realtà, è di assumere su di sé quella responsabilità che sappiamo essere in grado di portare avanti, prendendo atto che tutto sommato non vi è esigenza di avere una collaborazione da parte di assessori che tutto sommato si limitano a gestire l'ordinaria amministrazione. Per l'ordinaria amministrazione riteniamo che siano sufficienti i dirigenti. Grazie Capogruppo Borin. Se ci sono altri interventi, prego Commisso. Dunque, faccio notare che il Revisione dei Conti
nota il fatto che non sono pervenute alcune bilanci delle società partecipate al comune, ce ne sono 5 che non hanno, una in particolare, la Veritas, confermano i saldi ma non è, come dire, non è stata asseverata dall'organo di revisione. Sulla Veritas noi non lo diremo più perché ovviamente non dividiamo cambio osteria, però un dubbio forte sullo stato patrimoniale di questa società l'avevamo quando è stata venduta a ASO al 51% a Veritas e continuiamo ad averlo, per cui un piccolo pensierino lo faremo. Poi occorre notare che fermo restando le difficoltà che tutti i pilotati hanno in questi periodi, il fatto di stabilità, anche di soldi, debiti, quindi praticamente ordinaria amministrazione, le minime risorse destinate alle opere pubbliche, eccetera, eccetera, e quindi ripetersi continuamente anno dopo anno delle opere da fare sono sempre quelle che scivolano di anno in anno a ogni bilancio produttivo e che vengono, come dire, capite che non sono state fatte a consuntivo, oltre, come dire, alla fisiologica difficoltà di vendere, di alienare i beni alienabili, quindi fare un po' di cassa per dedicare ai lavori pubblici da fare, notiamo che c'è anche una difficoltà a reperire i fondi dai privati. Ci sono 500.000 euro messe in bilancio preventivo 2012 che a consuntivo non sono stati incassati. Questo è un contributo di un privato, del quale peraltro quest'anno, al bilancio di previsione 2013, è stata messa l'altra tranche che il comune doveva incassare di 540.000 euro. Però mi chiedo come può questo privato pagare questi 540.000 euro che tra l'altro dovrebbero essere stati incassati, perché la Convenzione dice che dopo 6 mesi dal rilascio dell'attività dovrebbero essere incassati 540.000 euro. Questo qua non ha dato neanche i 500.000 euro che erano previsti l'anno scorso. Per cui oltre alle difficoltà di avere risorse dalla realizzazione di beni, si aggiungono anche queste altre difficoltà. Ora l'argomento è ancora prematuro perché i termini non sono ancora scaduti, però fra poco dovremo prendere per mano questo argomento che comincia ad essere, come dire, importante anche per gli accordi che il Comune ha stipulato. Grazie, capogruppo Commisso. Capogruppo Donofredi. Sì, l'obbligo, mi ripeto, consigliere Bonino. Lei insistere su questa questione, ma so che lo fa per delibere qualcuno in modo così semplicistico. Creda, non è come pensa lei, e gliel'ho spiegato anche nelle commissioni consigliate. Devo dire che tutti i giorni, proprio per queste problematiche su cui non solo amministrazioni pubbliche, ma problematiche che sono generali e coinvolgono enti comunali, ma anche organizzazioni di attività imprenditoriali, è quotidiano da parte degli assessori dover gestire priorità che potevano esserci oggi e che domani sono modificate. La stessa situazione, una delle particolarità che abbiamo anche discusso prima, quella di doverci muovere all'interno dell'imposta municipale, anche lì cercare di trovare, non sono grandi cose, non è che questo bilancio del comune possa essere stravolto, ma sono passi, sono attività che gli assessori devono
devono farsi carico. Oltretutto le dico che questo carico era già nel programma amministrativo di questa lista che noi rappresentiamo, proprio nel fatto di prediligere all'interno di una situazione difficile quelle che sono le priorità e quelli che sono i servizi ai cittadini, e soprattutto quelle che sono le risposte che quotidianamente, ogni giorno vi garantisco che io non sono con la stessa intensità di tempo in comune, ma vi garantisco che ogni giorno sia il sindaco che gli assessori sono chiamati a rispondere, ma ad essere anche presenti in quegli organismi territoriali che gestiscono un po' quella che è la politica associata o la politica istituzionale all'interno delle municipalità a noi vicine. Quindi non è solo un'attività sul territorio, ma anche sulla città, ma c'è anche un'attività non da poco di tenere d'occhio un po' quello che succede anche fuori del nostro territorio. Quindi non continui con queste affermazioni, perché il sindaco ha bisogno dei suoi assessori, gli assessori che sono nominati, che appartengono a questa maggioranza, quotidianamente devono rispondere e far fronte ai problemi, come in una normale azienda, ai problemi che quotidianamente rivolgono la nostra città. Grazie consigliere Buongiorno. Lascio la parola al sindaco per chiudere la discussione. Già in occasione dello scorso Consiglio Comunale, come quello precedente, avevamo parlato di questo aspetto. Già in quell'occasione devo dire che l'importanza di avere gli assessori dettata in primo luogo dai carichi che gravano sulla figura del sindaco, perché solo la scorsa settimana in un pomeriggio io avrei dovuto essere in 4 impegni istituzionali e le posso dire che per quanto siano bravi non possono andare i dirigenti a fare il ruolo del politico, magari amministratore pubblico. Ma io mi sparo che questo profilo, che per fortuna non si verifica ogni giorno e quindi qualche volta è anche più semplice gestire l'attività pubblica sotto quest'ottica, non possiamo confondere il ruolo dei dirigenti del Comune di Caule, e che sono tutti bravi per fortuna, con il ruolo degli amministratori pubblici del Comune di Caule, che altrettanto sono bravi. Posso assicurare che la loro presenza è costante e, come dissi la volta precedente, compatibilmente ciascuno anche con le proprie esigenze di lavoro. Sostenere la possibilità di eliminare la figura della giunta comunale per accollare la responsabilità di tutta la gestione del sindaco, quindi risulta essere difficile. In primo, sotto il profilo del contenuto dell'attività che il sindaco vorrebbe fare. In secondo, sotto l'ottica che il dirigente non fa politica, o non vorrebbe fare politica quantomeno, così come l'amministratore pubblico non dovrebbe fare il dirigente, deve limitarsi a amministrare il paese. E poi è comunque un terzo passaggio, proprio forse anche quello più importante, che abbiamo un legislatore italiano che ha detto che la gestione di un comune non deve essere monocratica, deve essere collegiale, poi che siano 4, 5, 7 o di più secondo il numero degli abitanti. Credo sia un passaggio che non possiamo sottovalutare la scelta del legislatore italiano, la dobbiamo condividere, e quindi è un momento di politica legislativa che va assolutamente rispettato. Sono 3 motivi forse i quali mi auguro non mi chieda più di revocare gli assessori del lavoro. Grazie Sindaco. Facciamo ora i voti. Capogruppo Giovanni, prego. Mi perdoni Sindaco, ma siccome stiamo votando, rendi conto dell'annata
sembra una cosa poco meritevole del nostro ruolo. Devo dire che mi aspettavo, cioè, dico quando io tiro fuori, vorrei essere colui che tira fuori di reminiscenze storiche che non hanno forse attualità, ma sinceramente questo bilancio, e l'ho detto anche in riunione nella commissione competente, non è che sia una relazione tecnica fatta esclusivamente con 4 numeri messi in croce. C'è una volontà da un punto di vista amministrativo, naturalmente c'è da guardare, come dicevo prima, alcune fasce, alcuni capitoli di questo bilancio. C'è la volontà di rendere al minimo tutte quelle spese, non è che ci siano spese elevate per quello che riguarda la gestione da parte degli assessori. Rilevo le spese, come in questi tempi si criminalizza la gestione delle risorse dei consigli comunali. Guardavo così da un punto di vista molto superficiale, le spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2012 sono di 600 euro in questa amministrazione comunale. Mi aspettavo, ma ci sono le ragioni, se qualcuno avesse qualcosa da dire sull'avanzo di bilancio, sulla gestione e sull'indebitamento pro capite della nostra città, dei nostri cittadini, da cosa e perché ci sono questi dati. È semplice dire cari assessori, state a casa, non si fa opposizione, non si fa cosa buona, non andando non andare a entrare su questi argomenti, soprattutto quando nel dettaglio i bilanci sono molto più espansi rispetto a una volta, dove si vuole stabilire, come diceva giustamente il consigliere Commisso, quali sono i cosiddetti crediti che possono essere a rischio o quali possono essere le risultanze di atti amministrativi. Quindi dire di no per dire di no mi sembra che sia qua. Questo è un atteggiamento semplicistico di venire in consiglio comunale per la volontà di dire solo no. Io ho invitato più di qualche volta, se c'è qualcosa che non vi aggrada, noi questo bilancio, ma l'ho approvato anch'io in fase previsionale, questo bilancio è stato da parte di alcuni, di molti di questi consiglieri comunali, è stato motivo di ragionamento e di variazione durante l'anno, magari con il coltello sotto il tavolo per mantenere alcuni capitoli ben forniti per poter soddisfare problemi di occupazione, di casa, di lavoro e di poter gestire le proprie famiglie. Quindi mi dispiace sindaco se ho portato via, ma credo che sostanzialmente un capogruppo di maggioranza dove i consiglieri comunali, gli assessori si ritrovano, discutono su queste questioni e portano un bilancio di questa portata, dopo un'annata difficile come è quella del 2012 e non mi prospetto un'annata più semplice nel 2013, credo che meriti sicuramente non un solo no, ma meriti anche una giustificazione sul
perché del no, e se c'è qualcosa che crea dei dubbi e delle perplessità oltre a quello che sono i numeri così espressi nella redazione del bilancio. Grazie, capogruppo Tonò. Capogruppo Misto, prego. Sì, quindi voti contro perché capogruppo Tonò, quindi faccio vedere la sua protesta in maniera efficace, non ho tutta scusa. Non ho capito come però il Comune, prima di tutto non è un voto tecnico perché il bilancio comunque sia preventivo o consultivo è espressione di una volontà politica per cui è quasi automatico il voto contrario delle opposizioni tutte le volte. Quindi i singoli provvedimenti si può votare anche a favore, certe volte l'abbiamo anche fatto, però non si può meravigliare del fatto che si voti contro. Avevo fatto delle osservazioni prima sulla difficoltà anche di acquisire dei crediti messi a bilancio, su questo non è stato risposto e quindi ho ritenuto che di nominare ordinaria amministrazione quello che di fatto è un'ordinaria amministrazione, perché lo scopo per cui si mette su la Maradana delle votazioni politiche, delle giunte, dei consigli è perché si vuole seguire un certo tipo di atteggiamento rispetto a quelli che sono i servizi, i bisogni e i lavori pubblici che deve fare l'amministrazione. Questo purtroppo non è solo quello dell'amministrazione attuale, è causa della contingenza generale, diciamo, questo è. Se a questo si aggiunge anche oltre alla difficoltà di acquisire risorse dalla vendita di beni patrimoniali disponibili, anche le non entrate che dicevo prima, la cosa diventa ancora più complicata. Però mi deve anche spiegare che appunto dov'è che il Comune crea posti di lavoro, avevo sentito dire, forse ho sbagliato perché male, dov'è che il Comune crea posti di lavoro, mi scusi, oltre a quelli che già in qualche modo lavorano nei suoi pubblici, il Comune via, mi pare, no? Grazie, capogruppo Commisso. Mi dispiace che non abbia capito. Okay. Se non ci sono altri interventi, chiude la discussione del sindaco. Singolare che il sindaco replichi a capogruppo di maggioranza, devo dire, comunque in disparte questa singolarità. Il sindaco non è mai dispiaciuto capogruppo non quando qui si discute serenamente di argomenti e questioni relative alla nostra comunità, per cui ben vengano e quindi non c'è dispiacere. Ho dimenticato però nell'intervento prima, e mi scuso di replicare le considerazioni del capogruppo Commisso, le due osservazioni fatte sul bilancio, quindi colmo adesso l'errore. I bilanci delle partecipate che non sono allegati, in realtà è sufficiente che siano in questa fase richiesti, anche se materialmente poi non sono pervenuti, è sufficiente che poi siano messi comunque a disposizione. Per quanto riguarda invece il discorso che siamo costretti a rendere pieni, io credo di aver avuto già in più di un'occasione il tempo di dire che di fronte a questi benedetti che riportiamo, perché quello è il problema delle tutte le amministrazioni di vincoli di finanza pubblica, se non possiamo aumentare le tasse effettivamente quello che è, se introduciamo imposte che non gravano sui cittadini e ci fanno ricorso al TAR, se i mutui noi possiamo contrarre, ma come pensiamo di amministrare il paese? Allora vendere i beni, spesso un patrimonio che è disponibile, aiuta a fare qualcosa sotto questo profilo. E per quanto riguarda la somma di 540.000 euro, una questione che conosco bene, insomma, nel senso che la convenzione parla di quel contributo di 540.000 euro, un contributo un po' anomalo nella definizione, perché non è un contributo sulla costruzione, non è un extra, non è una soluzione un po' intermedia come è stata concepita allora in quella convenzione tra il comune e il privato, ed è però strettamente collegata l'erogazione di quella somma al rilascio dell'agibilità. Ora, il rilascio dell'agibilità del piano urbanistico attuativo non è avvenuto a tutti gli enti, è avvenuto in via parziale, tanto che l'ufficio ha provveduto ad acquisire quella parte dei 540.000 euro che
che è strettamente correlata a quelle opere per le quali l'agibilità è stata richiesta al privato e concessa dall'amministrazione comunale, quindi andrà a gradi. Grazie Sindaco, procediamo con la votazione, voti favorevoli, 12, voti contrari, 5. Procediamo all'immediata esecuzione del punto, voti favorevoli, 12, voti contrari, 5 voti contrari. Passiamo ora alla presentazione delle interpellanze. Se ci sono interpellanze da presentare, consigliere Paolo. Grazie Presidente, due interpellanze, vi do lettura. Interrogazione a risposta urgente a risposta in Consiglio Comunale. Formeggi a Porto Falconera. Circa un anno fa l'incarico di consulenza per ottenere la concessione acquea, ma ancora non si vedono risultati concreti. Durante il Consiglio Comunale del 17 settembre 2012, il Vice Sindaco Teso, rispondendo ad una nostra interrogazione relativa alla questione degli ormeggi a Porto Falconera, informava che in data 28 giugno 2012 il dirigente del settore servizi tecnici affidava un incarico ad un tecnico per effettuare i rilievi dello specchio acqueo demaniale di Porto Falconera al fine di richiedere la concessione acquea al soggetto competente. L'assessore stimava in poco più di un mese il tempo necessario, a partire dalla data ovviamente di risposta all'interrogazione, il tempo necessario per ottenere la concessione demaniale. Sono ormai trascorsi oltre 7 mesi dalla risposta all'interrogazione, quasi un anno dall'incarico al professionista e tutto tace. Si somma ritardi ai ritardi. Si interroga pertanto l'amministrazione comunale per porre i seguenti quesiti. Quali azioni sono state compiute dall'amministrazione comunale negli ultimi 7 mesi per risolvere la questione delle strutture d'ormeggio a Porto Falconera? Sono state definite le modalità di gestione delle suddette strutture d'ormeggio? Sono stati definiti i criteri di assegnazione dei posti vacca con l'obiettivo di riconoscere la precedenza, preferenza ai residenti nel comune di Caule? Nella progettazione delle strutture di ormeggio si è considerato il problema della sostenibilità ambientale tenuto conto del delicato contesto naturalistico e paesaggistico. Si ricorda che siamo all'interno di siti SIC e ZPS appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000. Consiglieri comunali, Volini e Fabio. Poi vi è un'altra interrogazione, questa volta con risposta scritta, intitolata "Quando il legale di punta dell'amministrazione comunale di Caule diventa sindaco dello stesso comune". Circa un anno fa è stato eletto sindaco di Caule l'avvocato Luciano Striuli, ossia il professionista legale che aveva accumulato negli anni un gran numero di incarichi dall'amministrazione comunale, sia per consulenze legali sia per patrocini nell'ambito dei procedimenti giudiziari. Molti di questi incarichi erano ancora in corso al momento dell'elezione al sindaco. Per ovvie ragioni legate al conflitto di interessi e di competenze, l'amministrazione comunale si è trovata a dover chiudere con il sindaco Striuli gli incarichi ancora in corso e ad affidare gli stessi ad altri professionisti. La presente interrogazione per conoscere quali incarichi affidati all'avvocato Striuli erano in corso al momento delle elezioni, quali sono eventualmente ancora in corso e quali sono stati affidati ad altri professionisti. Per ciascun incarico inizialmente affidato all'avvocato Striuli e successivamente interrotto in corso d'opera ed affidato ad altro professionista, si è fornito un prospetto analitico che evidenzi il costo inizialmente previsto, l'importo liquidato all'avvocato Striuli, il compenso previsto per l'incarico affidato ad altro professionista. Infine, ultimo punto, l'esito degli incarichi che si sono conclusi nel corso dell'ultimo anno. Consigliere comunale Marco Fabio. Grazie consigliere, il commesso, Grazie. Allora, interrogazione urgente con risposta in Consiglio Comunale sull'ordinanza di sospensione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo relative agli immobili ad uso ricettivo turistico all'insegno Hotel Carizia. Con ordinanza a firma del dirigente del settore dell'urbanistica e dell'edilizia privata del Comune di Caule, pubblicata all'Alloperatorio il 19 aprile 2013, è stata disposta la sospensione delle opere eseguite in corso di esecuzione in assenza del titolo edilizio abilitativo, anche se in presenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti in sopraelevazione fino al sesto piano, modifiche interne al quinto piano e variazioni formelle dell'opera.
Abbiamo altre volte verificato come spesso i lavori iniziano con la certezza che le autorizzazioni poi comunque vengono rilasciate. La burocrazia, ma anche la scusa della burocrazia in questi casi, sono un invito fortissimo alla trasparenza. L'Hotel Carinzia è oggetto dei lavori di cui si parla da diversi mesi. Il cartellone porta la data del 17 gennaio. Lungomare Trieste non è una strada secondaria, viene percorsa quotidianamente da diverse pattuglie di vigili urbani, eppure l'autorizzazione paesaggistica è di pochi giorni fa, mentre manca ancora il titolo edilizio organizzativo che ho visto essere stato pubblicato oggi. Possibile che nessuno se ne sia accorto, possibile che nessuno abbia verificato la correttezza delle procedure? Probabilmente è arrivata la segnalazione da parte di qualche cittadino e allora non si è più potuto chiudere un occhio e si è dovuto ricorrere alle misure di sospensione che indubbiamente comporta grave pregiudizio per gli investitori, vista la ormai iniziata stagione balneare. Questa volta tuttavia c'è un elemento nuovo. L'ordinanza di sospensione dei lavori è stata notificata, come previsto dalla legge citata dall'anno stesso, al committente, all'impresa costruttrice e al direttore dei lavori indicato nell'ingegnere Diego Sedrano. Risulta però, basta leggere il cartellone del cantiere, di cui alleghiamo una foto dall'altro, che il direttore dei lavori non sia l'ingegnere Diego Sedrano, ma sia l'architetto Alessandro Zusso, che risulta essere anche la progettista. L'ingegnere Sedrano è indicato come calcolatore statico e la legge non prevede che questi sia destinatario della notifica. Siamo perciò in presenza di un atto pubblico che non riporta fedelmente i dati disposti nel cartellone. Quindi o non sono veri i dati riportati nel cartellone oppure non sono veri i dati riportati nell'ordinanza. È evidente che essendo l'architetto Alessandro Zusso consigliere comunale, nonché presidente del Consiglio comunale, la vicenda assume una particolare valenza da chiarire al più presto. Sarebbe imbarazzante scoprire che la presidente del Consiglio comunale è coinvolta in alcuni giudizi. Ma forse più interessante è conoscere i motivi per cui il dirigente dell'ufficio urbanistica e dell'edilizia privata ha omesso di notificare l'ordinanza all'architetto Zusso. Lo scopo perciò di salvaguardare l'immagine della città ed eventuali ricorsi da parte di chi si trovasse coinvolto in procedimenti che non lo riguardano e che ne danneggerebbero a sua volta l'immagine, chiediamo all'amministrazione comunale che verifichi quanto noi esposto e soprattutto se l'ordinanza di sospensione dei lavori della Hotel Carinzia sia stata correttamente notificata alle persone o alle società previste dalla legge. Alleghiamo un copia dell'ordinanza e una foto del cartellone esposto in cantiere. Grazie. Grazie Presidente. Interpellanza del titolo: il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto differisce l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Cavour all'esito dell'udienza del 21 maggio 2013. Come ormai noto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha differito l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Cavour all'esito dell'udienza fissata per il prossimo 21 maggio 2013. L'imposta di soggiorno, che invece la Giunta Comunale aveva stabilito di classe in vigore dal 1 maggio 2013, tanto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 l'amministrazione aveva stimato un gettito di tale tributo nell'ordine di 1.400.000 euro. Anche laddove il ricorso presentato dall'Associazione Albergatori di Cavour e altri fosse respinto, comunque le entrate stimate dal Comune di Cavour risulterebbero inferiori alle attese per tutto il periodo di mancata applicazione degli imposti in questione. Allora invece il ricorso stesso fosse accolto con conseguenti gettito venisse definitivamente mancare, si presenterebbe un buco di bilancio di ben 1.400.000 euro. Risorse che dovevano essere destinate alla promozione e alle altre ulteriori attività, che tuttora non note nel dettaglio, al cui finanziamento l'imposta di soggiorno era preordinata. A luce di un tanto si chiede all'amministrazione comunale come intenda coprire le mancate eventuali entrate derivanti dal differimento dell'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno, siccome disposto in via cautelare dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e, nel caso in cui il ricorso fosse accolto, come intenda coprire il mancato gettito della tanto discussa imposta in questione. Si chiede risposta del Consiglio Comunale. Consigliere Alessandro Valli, Marco Cavour. La seconda interpellanza sulla manutenzione e le dotazioni di giardini, parchi e verde pubblico. Molti sono i parchi e i giardini comunali di Cavour e soprattutto con l'arrivo della primavera vengono frequentati dai nostri cittadini e dagli ospiti in villeggiatura. Diversi cittadini però lamentano la cattiva manutenzione degli stessi del verde pubblico. Per quanto riguarda i parchi e i giardini, infatti,
si segnala la mancanza di alcune semplici ma importanti e anche necessarie attrezzature di prevenzione, come ad esempio i tappeti gommosi ai piedi di gioco con gli scivolli del talene che eviterebbero cadute rovinose e infortuni agli utilizzatori. Del pari, le aree di gioco, specie di giardini di Piazza Veneto, paiono prive di manto erboso e laddove presente, anche se a macchie, va tenuto il prossimo ad assumere l'aspetto di aree di piazzole polverose o in caso di pioggia fangose. Analoga la situazione relativa ai giardini dei plessi scolastici, che paiono più prossime ad assumere l'aspetto di un depresso campo di terra, quindi scuola Palladio, piuttosto che di un giardino scolastico attrezzato. La situazione non è migliore per quanto riguarda le scuole per l'infanzia di Caldo e San Giorgio di Livenza, dove l'erba ormai alta non appare neppure tagliata. Alla luce di un tanto si chiede all'amministrazione comunale se è a conoscenza del problema segnalato e se ha sviluppato un'analisi della situazione e dei progetti e degli eventuali interventi necessari a correre meglio a quanto segnalato con relativa stima dei costi. Del pari si chiede se questa amministrazione ha in programma un intervento di straordinaria manutenzione. Si invita in ogni caso l'amministrazione comunale a dare la massima priorità all'intervento e ad attivarsi prontamente. In ogni caso si chiede risposte di consiglio comunale. Grazie Presidente. Ho preparato due interpellanze, i cui contenuti sono già stati anticipati dai colleghi di opposizione, ma con quesiti diversi per cui presentiamo il punto. La prima riguarda il ricorso per la modifica del regolamento sull'imposta al soggiorno e, come già comunicato il Sindaco notizia di qualche giorno fa, che il TAR ha ordinato di differire l'applicazione dell'imposta al soggiorno a fronte del ricorso presentato da due delle categorie facenti parte della consulta, ma quando ci viene riferito a nome di tutte le categorie, l'annullamento delle delibere del Consiglio comunale, con cui è stata approvata la deroga all'accertamento della riscossione dell'imposta, anche sotto la soglia di 30 euro, soglia prevista dalla normativa nazionale, l'affidamento all'ABAC SPAL del servizio di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta. Non ci sorprende che le categorie siano state costrette ad adire alle vie legali a fronte dell'atteggiamento impositivo, vessatorio e unilaterale che l'amministrazione ha tenuto sull'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti delle stesse. Basta infatti prendere ad esempio altri provvedimenti come l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime sugli arenili, dove i privati, tra cui il Consorzio dei Nidi di Cagliari, di cui il Comune e socio, sono ricorsi al TAR per vedere riconosciute le proprie istanze. Ricordo quindi il tema della mancanza del dialogo e del confronto di questa amministrazione nei confronti dei cittadini, delle categorie e dell'opposizione. Non ci stancheremo mai di ribadire che riteniamo oltremodo inappropriato questo modus operandi di una maggioranza a cui la legge permette di amministrare con solo il 29% del Consiglio. Un'amministrazione che a parole si autoreferenza come aperta nei confronti dei cittadini, come già più volte sentito in questo Consiglio, ma che nei fatti non discute i temi, non mette i propri interlocutori nelle condizioni di esprimere le proprie idee, ma si limita all'elencazione di provvedimenti già decisi. Ne sono testimonianza i ricorsi al TAR e pertanto non devono stupirci. Non ci sorprende il metodo del ricorso che, se accolto, avrebbe a nostro avviso ripercussioni e conseguenze sia sul piano politico che sul piano amministrativo. Le perplessità e le contrarietà all'applicazione della deroga all'accertamento della riscossione dell'imposta, anche sotto la soglia di 30 euro, erano state espresse da più parti, così come per l'affidamento all'ABAC